Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, 388 milioni di fantasmi. Chi sono? Sono i cristiani perseguitati nel mondo secondo il rapporto annuale sul martirio stilato dalla missione internazionale Open Doors, in Italia Porte Aperte, che ogni anno monitora questo macro fenomeno della contemporaneità che sui nostri giornali non ha neanche la dignità delle micro notizie in breve, che nei nostri talk non si prende neanche le micro anteprime di pochi minuti, che è un vero e proprio caso di rimozione collettiva, dolosa, non colposa, perché le dimensioni sono talmente macroscopiche che è difficile, diciamo, insinuare che non lo si sa. Anzitutto il dato ulteriormente allarmante all'interno dell'allarme è che in un anno è cresciuto di 8 milioni il numero dei cristiani perseguitati, cioè 8 milioni di cristiani perseguitati in più rispetto all'anno precedente. Di questi 388 milioni, 201 sono donne o bambine, 110 sono minori di 15 anni. I cristiani ammazzati in quanto cristiani, cioè per la colpa ontologica irredimibile di essere cristiani, salgono da 4.476 a 4.849. Nei paesi monitorati in questa lista, nei paesi dove va in scena questo vero e proprio sterminio, diciamo, confessionale, quelli dove la persecuzione è definita estrema passano da 13 a 15. Il balzo più significativo, diciamo, all'interno di questa tetra classifica lo fa la Siria, che dal 18° posto sale al 6º, a dimostrazione che i cosiddetti talebuoni, no, quelli della nuova leadership siriana, che hanno scalzato l'orrenda dittatura di Assad, non sono proprio espressione di un movimento di rinascita civile, ma sono e rimangono intimamente jihadisti. Anche Arabia Saudita ed Etiopia scalano posti in questa classifica. In cima alla lista dei paesi con il maggior numero di uccisi c'è ovviamente la Nigeria, dove Boko Haram, dove il distaccamento africano dell'ISIS, dove le squadracce jihadiste mettono in scena una caccia quotidiana al cristiano, uno stupro quotidiano delle cristiane, un assalto quotidiano alle case dei cristiani. Invece tra i paesi definiti come più pericolosi per i cristiani, il primo, stabile ormai da 24 anni, quindi un primato inscalfibile, è la Corea del Nord di Kim Jong-un, seguita appunto dalla Nigeria di cui sopra, dal Sudan e dal Mali. E quindi capite banalmente dalla citazione dei paesi che svettano in questa classifica che i motivi di fondo di questo sterminio rimosso, di questa persecuzione rimossa, 388 milioni di perseguitati, quasi 5.000 ammazzati l'anno, sono sostanzialmente o l'islamismo fondamentalista o le dittature comuniste, tipo quella della Corea del Nord, imperniate anche su un ateismo di Stato e su una caccia anzitutto al cristiano. Queste sono le due macro ragioni della persecuzione. E purtroppo abbiamo parlato in apertura di fantasmi, perché questi 388 milioni, questi 5.000 morti ogni anno, tali sono nel nostro dibattito. Per loro non c'è nessun appello, non c'è nessuna maratona social, nessuno chiede di tenere gli occhi aperti sulla persecuzione dei cristiani come si chiedeva mesi fa su Gaza, nessun cantante, attore, attorucolo, vippastro ci rilascia qualche sermone su nessun canale televisivo nazionale. Non accade niente di tutto questo, accade la reiterazione dell'orrore nel silenzio collettivo che noi nel nostro piccolo proviamo a rimuovere. Grazie a tutti, a domattina.